formazione e l'impegno sociopolitico e assieme alle associazioni laicali che nei precedenti circa 28 anni si sono date appuntamento una volta all'anno per questo, diciamo così, finestra della laicità che è il convegno Open Field. Quindi dicevo che dall'anno scorso si è iniziato questo bellissimo sodalizio che ha permesso di realizzare anche quest'anno un convegno che per la scuola, diciamo, è il convegno di inizio anno accademico, per diciamo, le associazioni è questo appuntamento annuale appunto sui temi della laicità, quelli chiamiamoli così preminenti, quelli di interesse in quel particolare momento. Ecco, come è già stato detto, quest'anno ci soffermiamo sul tema dell'Europa perché di uno il 9 per la pace del 2012, ma anche questo anno europeo della cittadinanza che diciamo, è stato dichiarato dalla comunità europea con l'obiettivo appunto di rivivere, di rivalutare, se vogliamo, l'identità europea tra appunto tutte le varie diversità che sono però la ricchezza di questo nostro bellissimo continente. Ecco, mi riallaccio subito a quanto diceva Francesca alla fine, che è esattamente il pensiero che mi portavo da casa quando penso all'Europa. Chiunque di noi abbia diciamo, varcato i confini europei, inteso come continente, si rende conto di quanto noi siamo qualcosa, vorrei usare un termine che forse mi viene, passatemelo, di più rispetto. Abbiamo una storia, abbiamo quindi una cultura che altri non hanno. A me è capitato per lavoro di starmene anche oltre un mese negli Stati Uniti e vi posso garantire che appena entravo in Europa dicevo finalmente vedo un palazzo con un'architettura, con un certo stile, con una storia. Per non parliamo poi della nostra Italia, che ovviamente è centro di una cultura tra le più grandi che abbiamo, diciamo così, esportato per tantissimi secoli per lo meno. Allora, il tema appunto di quest'anno, cittadini d'Europa, i cristiani alla prova dell'unità europea, l'abbiamo in qualche modo già capito. Come lo sviluppiamo? Lo sviluppiamo alla mattina con una prolusione da parte di Monsignor Aldo Giordano, che è l'osservatore della Santa Sede presso il Consiglio d'Europa, persona preparatissima, visto diciamo anche il compito che riveste, e che non solo racconterà diciamo, quello che è la sua esperienza, ma proprio anche cosa può fare diciamo, il cristiano, in questo caso quello che lui rappresenta all'interno diciamo, di queste istituzioni europee. Poi avremo un dialogo a due fra due persone, fra due onorevoli senatori che hanno vissuto un'esperienza come europarlamentari. Uno di questi è Pierluigi Castagnetti, figura attualmente non è più onorevole, però diciamo, è una persona che ha dedicato moltissimo diciamo, alla politica a vari livelli, quello diciamo, che ha traghettato, sappiamo, il Partito Popolare in momenti particolarmente bui diciamo, della storia della democrazia cristiana, lo ha traghettato poi verso la Margherita e sappiamo poi verso l'Ulivo. Tra l'altro mi documentavo un pochino su di lui, lui ha scritto anche due bei libri sui temi europei, uno di questi è L'Europa e la quarta generazione di diritti nel 96 e dopo l'Europa. Ecco, direi che quest'ultimo libro secondo me può essere in qualche modo di stimolo a capire che cosa c'è ancora molto da fare. Cioè abbiamo fatto sì l'unità monetaria, ma serve l'unità politica. E questo penso sarà una delle domande che verrà ovviamente chiesta sia a lui che all'altro partecipante che è il senatore Gabriele Albertini, che appunto molti di noi si ricordano come sindaco di Milano, ma è stato anche europarlamentare per ben 2 legislature, è stato anche vicepresidente della Commissione Trasporti e Turismo, vicepresidente della delegazione per le relazioni con la NATO. All'epoca era in Forza Italia, poi PDL e ora sappiamo che è senatore di lista civica. Ecco, di scelta civica. Sì, scelta civica. Comunque ha fatto una lista, quindi sì. E poi sapete che era in competizione per la regione Lombardia.
Dovrebbe esserci, se possiamo dirlo, usiamo il condizionale, l'intervistatore dovrebbe essere il direttore della rivista Il Regno, Gianfranco Brunelli. Speriamo di poterlo sciogliere questa riserva. Ecco, e poi appunto alla luce di questi ragionamenti che abbiamo fatto sulla l'integrazione europea, abbiamo pensato diciamo che le associazioni coinvolte potessero diciamo, portare dei rappresentanti delle corrispondenti associazioni nei paesi europei. Per esempio l'Azione Cattolica avrà come ospiti alcuni rappresentanti dell'Azione Cattolica rumena, le ACLI avranno dei rappresentanti del Belgio e la Comunità Sant'Egidio dei rappresentanti o di Spagna o di Germania lo dovranno stabilire a giorni. Ecco. E quindi queste esperienze diciamo, verranno raccontate e presentate ai partecipanti con l'obiettivo di far capire che anche nelle altre nazioni europee si fanno esperienze associativi simili o paragonabili a quelle che viviamo nella nostra realtà locale.